Quarta corsa e terza prova riservata ai gentleman, ormai virtualmente già Matteo Zaccherini è in finale, ma corre anche in questo confronto. Sono 6 Euforia Rock, LJ, Ercole Chi, Elomar, Evakentef e Dream Matto. Favori netti per Elomar in chiusura, Dream Matto alternativa principale, poi Euforia Rock. Partenza rinuncia decisamente Dream Matto, sbaglia invece Evakentef e davanti ci va in poche battute Elomar nei Numero confronti di 5 Euforia Rock, squalificato. LJ, quindi Ercole Chi e in coda Dream Matto, primi 200 che se ne vanno 14,7 con Euforia Rock che segue il leader, LJ in terza posizione, ancora Ercole Chi in quarta, mentre squalificata Evakentef c'è la mossa esterna di Dream Matto che progredisce dopo i primi 400 metri in 33 e avvicina Elomar. In vantaggio Elomar che però si getta di galoppo. L'errore di Elomar al Numero comando 4 dopo Elomar meno di 600 squalificato. metri, sfila così Dream Matto che ora è nuovo leader. Seconda posizione per Euforia Rock davanti a LJ, poi Ercole Chi a sorpresa, quindi in vantaggio Dream Matto. L'errore improvviso di Elomar sulla piegata permette a Dream Matto di portarsi a condurre. In schiena ora c'è Euforia Rock, poi LJ e Ercole Chi. Il chilometro se ne va in 1,14,8 con Dream Matto leader, Euforia in schiena, gli altri hanno perso contatto, 500 all'arrivo con LJ che non tiene il ritmo dei primi due, così Ercole Chi prova all'esterno, 400 al palo, passa in terza posizione Ercole Chi. Siamo sulla curva finale, anche Euforia Rock accenna a mettere il naso fuori e si affaccia su Dream Matto che affronta al comando la addirittura d'arrivo. Dream Matto in vantaggio, Euforia Rock in seconda posizione, poi Ercole Chi. Ultimi 80 metri di gara con lo scatto di Euforia Rock che va su Dream Matto. Dream Matto si difende, Euforia però sul palo, appariglia l'avversario e forse lo piega. 36, 1,14,8 il ragguaglio conclusivo, arrivo molto stretto fra Dream Matto che si è fermato proprio negli ultimi 80 metri di gara. Andiamo a rivedere, l'impressione è che sia passato Euforia Rock, però è un arrivo abbastanza stretto con Dream Matto che non riesce a reagire. Vedete all'affondo di Euforia Rock e sul palo passa proprio Euforia Rock e vince su Dream Matto. Michela Rossi a segno dunque in questa quarta corsa ad Arcoveggio, terza prova di selezione per il campionato italiano gentleman a cui parteciperà Matteo Zaccherini. Michela Rossi però si toglie la soddisfazione di vincere con Euforia Rock per conto di adesso di Chiara e della signora Martina Chiti.